una chiesetta originaria che si è conservata intatta con l'intero ciclo di affreschi. Il mistero della pieve di San Pietro in Feletto. L'antica pieve di San Pietro di Feletto risale all'anno 1000, probabilmente ricostruita su una chiesetta un po' più antica di origine longobarda. Pieve, essendo l'unica chiesa che aveva il fonte battesimale, doveva servire anche da catechismo per immagini per le popolazioni che all'epoca in larga maggioranza erano analfabete, e quindi tutti gli affreschi che ricoprono questa chiesa all'interno e all'esterno, che vanno dalla fine del 1100 alla fine del 1400, hanno appunto questo scopo didattico. Follina, giardino di Venezia, puntellato di ville palladiane e non solo, dove si trova anche una famosa abbazia cistercense del 1100. Qui i monaci arrivarono nell'anno 1000 e svilupparono l'economia del territorio sul settore della lana. Zona anche di vigneti, parliamo del Prosecco, parliamo del miglior Prosecco al mondo, il Cardizze, che questa abbazia cistercense, considerata uno dei gioielli architettonici più belli d'Italia, è anche sede di numerose iniziative culturali. Da 15 anni oramai il maestro Uto Ughi organizza un concerto a Follina. E per i nostalgici del vintage, ma di quello vero, quello preistorico, consigliamo una sosta tra le palafitte abitate nel Neolitico. C'è un parco sulle rive del lago di Revine dove l'uomo c'era già nel 7000 a.C. Pensate, più vecchi di Roberto. Il parco è stato costruito proprio qui perché grazie al sito archeologico di Colmaggiore di Tarzo, che si trova nella sponda opposta alla nostra, sappiamo come e quando le persone sono venute a insediare questa zona in preistoria. Il come lo sappiamo in base a dei resti di palo che ci hanno permesso di capire che in questa zona umida gli uomini avevano costruito delle palafitte per insediare il loro villaggio. Per quanto riguarda il quando, sappiamo che le persone hanno vissuto qui nel Neolitico, nell'età del rame e nell'età del bronzo, che indicativamente per questa zona vanno tra 7000 e 3500 anni fa, e lo abbiamo capito in base ai reperti che sono stati ritrovati facendo lo scavo in questo punto delle rive del lago. Una visita guidata al Parco Archeologico dell'Yvelette per una scolaresca, per un gruppo di bambini, si trasforma in una specie di salto indietro nel tempo, perché qui i bambini trovano ricostruzioni di casi, di oggetti molto simili a quelli utilizzati in preistoria. Per completare la visita guidata, i bambini il pomeriggio vengono proposti dei laboratori in cui possono provare loro stessi a fare alcune delle attività che venivano fatte tutti i giorni in un villaggio preistorico. Quando le persone ci chiedono di fare una passeggiata a cavallo, prima sicuramente valutiamo il livello della preparazione della persona, perché non è proprio sicurissimo portare una persona fuori a cavallo, tutti pensano che sia semplice. Valutiamo a che livello è, eventualmente si fanno alcune lezioni di insegnamento delle cose basi e appunto li possiamo portare in passeggiata nei dintorni, che sono appunto delle zone bellissime da visitare a cavallo. Possiamo andare a Sant'Augusta, dove appunto si può vedere tutta Vittorio Veneto, oppure se si vuole fare passeggiate di più giorni andiamo verso l'altopiano del Cansiglio o comunque anche verso la pianura lungo l'Argine del Meschio. Sono tutte le zone molto belle da fare a cavallo. E siamo a Vittorio Veneto. Per noi finisce la corsa. Ora tocca a voi.
di due antichissimi borghi, appunto di Ceneda e Serravalle, riuniti nell'866 come si diceva, riassumono in sé una lunghissima storia che parte dal periodo romano con Ceneda. Già Ceneda viene nominata 6 o 7 volte prima del 600 d.C., quindi è antichissimo come centro. Serravalle è un fortilizio già naturalmente e con questa funzione nasce, cresce nei secoli, ha delle vicende molto pesanti nel 500 lo vediamo distruggere per eventi naturali. Già questa piazza è più alta per tutto il materiale che scese a causa in conseguenza di due eventi che successero quasi contemporaneamente: lo svuotamento improvviso di un lago posto a nord di Serravalle e del maltempo che portò a un'enorme quantità di acqua. Questo è un esempio classico di Serravalle, è la piazza che noi diciamo delle Piere, è la piazza Flaminio, antichissima piazza, che vede nel lato occidentale la presenza del Palazzo della Comunità Serravallese, oggi diventato uno splendido museo del cenedese cosiddetto. Le prime documentazioni scritte sul castrum sono del 1180 circa, quindi insomma è un luogo assolutamente strategico ed è per quello che è stato usato da tantissimo tempo. È una fortezza, quindi è posto in mezzo a due montagne e chiude completamente la valle ed è per quello che si chiama Serravalle. E qual era il significato di questa fortezza? Serviva proprio per impedire che le genti del nord scendessero verso la pianura. Prima di tutto qui ci sono stati i Da Camino, che voi immagino già avrete sentito parlare, erano signori prima di Serravalle che di Treviso, erano signori del Cadore. Purtroppo la famiglia però si è estinta nel 1380 circa e quindi a quel punto il castello è passato alla Repubblica di Venezia. La Repubblica di Venezia ha mandato qui per anni, cioè per 5 secoli e mezzo, un podestà che era un figlio cadetto di una delle grandi famiglie veneziane. Venivano qui, facevano un anno di servizio, 2 anni massimo, ed era sostanzialmente una fortezza, quindi soldati. Questo grande campo che voi vedete infatti era il campo d'Arbi, dove c'erano le tende, dove si piazzavano appunto i militari, i soldati che difendevano questa guarnigione. Allora, il Festival di Serravalle è un festival estivo, ormai siamo arrivati all'11° anno. È iniziato un po' per gioco, insieme alla padrona del castello, la signora Ada Marcantonio,
con la quale abbiamo instaurato un lavoro molto professionale e interessante, soprattutto artistico, quindi sono 15 anni di grande passione per questo teatro, e all'interno del Castrum di Serravalle durante l'estate, da metà giugno a metà luglio, sono passati i più grandi attori del teatro italiano. È un progetto importantissimo che noi abbiamo voluto perché la Pedemontana Veneta è un territorio che ha grandi capacità legate all'ambiente, alla storia, alla cultura, all'enogastronomia, una possibilità di sviluppo turistico che ha ancora una grande opportunità di crescita. Quindi Pedemontana Veneta è quel territorio chiuso tra le montagne venete e la pianura, che va dalla Pedemontana Vicentina, appunto, veronese, e l'Alta Marca Trevigiana. Tutte assieme oggi avranno l'opportunità di un progetto coordinato, organico, per il loro sviluppo. Insomma, che avevo capito che da qualsiasi parte che te vaghi, in ogni canton, che c'è qualcosa di buon e di bello, perché questo è il Veneto, tra terra e cielo!